strada della cagassa è una strada semplice. Teleacras, una televisione della città dei templi, fa notizia con il suo giornalista di punta. Si alimenta sempre più di interventi e polemiche il dilemma San Calogero alla finale dei mondiali di calcio. Sono Angelo Ruoppolo, un giornalista di Agrigento. Ho iniziato a lavorare nel 1999 con la carta stampata, con il Giornale di Sicilia, il giornalismo come la mia passione. Ruoppolo lo conosco, è un grande giornalista, è una brava persona, perché lui fa un programma veramente bellissimo, il telegiornale lui lo dice col cuore. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Non hai bisogno di studiare. Per noi è stata una strategia, diciamo, editoriale. Lui appunto usa delle canzoni, usa delle metafore. Per quanto riguarda l'approccio alla notizia, cerco di rispondere a 4 punti cardinali, ossia il come, il dove, il quando e il perché. È uno che viene molto seguito e molto visto, ha una grande particolarità, i suoi pezzi vengono raccontati in giro, se ne parla tantissimo. Le sue notizie le troviamo anche nelle suonerie dei telefonini. All'automobile, vediamo qui, vediamo un po' di là, questo paraurti non mi convince. Nel corso dell'incontro, paletta rossa, alt! Quando li hanno fermati, il carabiniere ha iniziato a girare intorno all'automobile. Vediamo qui, vediamo un po' di là. Questo paraurti non mi convince. Pino di Pirandello ritorna al caos. Riunione operativa della provincia regionale a Sciacca. Tramite i suoi servizi la notizia arriva al telespettatore in una maniera del tutto innovativa. Riesce a penetrare nelle orecchie di chi ascolta e rimane impressa. Consiglio comunale di Agrigento ieri sera ha bocciato prima un emendamento e poi tutta l'integrazione del regolamento del momento. Io penso che non ci sia di costruito nulla. Sono così come sono, anche perché ho pochissimo tempo per pensare di costruire un personaggio. Quindi lungi da me dall'aver mai pensato o pensare di costruire un modello esterno alla mia personalità. Ruoppolo è bizzarro, eccentrico e adorabile. Io non ho mai ricercato un look particolare, ritengo che sia un look molto semplice, so che è imitato, forse perché è particolare nella sua non particolarità. Io ho le mie cravatte qui appese, mie saranno almeno 5 o 6, tutte le altre sono state regalate, magari sono colori più chiari, io preferisco il colore più scuro. Pataioppo, per l'uomo che non chiede troppo, anche se non va di corpo. 4 fiammiferi e 3 bombolette esplosive sono state abbandonate. Lo stile inconfondibile dell'Anchorman non è sfuggito a un gruppo di giovani del posto che hanno ideato un format, Camera Zen. Ho cellulare, ho faro, è un gobbo, pronto? Pronto? Non vedi che sta dicendo il telegiornale chi i telefoni? Il conduttore del programma, che va in onda sulla stessa rete, trasforma il giornalista Ruoppolo in Ioppolo. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ti trovi ad Agrigento capirai. Non può dispiacermi avere un imitatore, nel caso specifico Pappacoda di Camera Zen, Angelo Ioppolo, è stato il primo che ha osato, tra virgolette, ufficializzare l'imitazione di Angelo Ruoppolo, che nel corso degli anni è stata sempre più ampia e frequente. La provincia regionale di Agrigento ha presentato un progetto sullo... Nel palinsesto dell'emittente agrigentina si alternano equamente i due protagonisti antagonisti. Perché Ruoppolo dice, tra che è un giornalista, ma anche un artista. Di fronte alle nostre telecamere per la prima volta avviene l'incontro. Ioppolo contro Ruoppolo. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Si sentiva già nell'aria, come i polli in primavera che dovevi essere qua a San Leone. È meglio Ioppolo! Ioppolo!